Un guizzo, uno spunto che fa accendere la sete di riscatto fino a diventare protagonisti nella propria vita e nella società. E questo è il messaggio che traspare dalle pagine di Penultima lucertola a destra, il nuovo libro di Don Marco Pozza, sacerdote di 31 anni di Lugo di Vicenza. Nel romanzo una certa tipologia di giovani, annoiati e indolenti, sono associati all'immagine della lucertola, un animale che anche se pungolato non arriva a compiere quel guizzo di cui è capace quando si trova davanti a qualcosa che possa davvero stuzzicare il suo interesse. Ci sono anche delle occasioni nelle quali i ragazzi si innamorano, i ragazzi provano un brivido dentro di loro che li porta a diventare protagonisti di qualcosa di bello quando trovano un messaggio, un educatore, un qualcosa che riesca ad accendere dentro di loro la passione per fare come le lucertole questo salto. Continua dunque l'interesse per il mondo giovanile da parte di Don Marco Pozza, soprannominato anche Don Spritz per il suo impegno nei luoghi di aggregazione giovanile. Nel suo nuovo lavoro, premiato dal successo con 10.000 copie già vendute, sono racchiusi i suoi sogni di chiesa, di società, di politica e di sport, le diverse componenti della dimensione educativa. Mi piacerebbe che mi portassero ad agganciare tutte quelle anime giovani che sono ferite, che sono triste, che sono annoiate, per dimostrare loro che dentro c'è una potenzialità enorme, basta a volte creare le circostanze che li possono far diventare protagonisti. Centrale nel romanzo è la tematica dello sport, da sempre cara al giovane sacerdote che a partire da settembre diventerà parroco al carcere Due Palazzi di Padova, una passione che lo ha portato a partecipare già a diverse maratone e competizioni in tutto il mondo. È uno degli alfabeti con i quali ancora oggi si riesce ad agganciare questi ragazzi qua, e soprattutto la pratica sportiva aiuta anche un ragazzo a formare quel carattere che un domani, sia nello sport come nella vita, lo può far diventare un grandissimo campione, oppure anche a riuscire ad esprimere tutto quello che porta dentro.